non è stato proprio quello desiderato, e allora parliamo delle cose positive, del pubblico, delle associazioni di volontariato, dei bambini delle scuole, insomma c'è stata una grande cornice anche oggi. Il calcio mi hanno insegnato che è anche questo, quindi a volte si vince, a volte si perde. Finora non abbiamo mai perso, però questa partita veramente ci amareggia molto perché l'abbiamo proprio buttata al vento. Detto questo, sono felicissimo per quello che è stata l'iniziativa di quello che è stato praticamente un pubblico bellissimo oggi, perché c'erano secondo me più di 1000 persone oggi sicuro, perché poi le televisioni, cioè ormai siamo inseguiti giornalmente dal pubblico che viene a vederci, entusiasta, perché le partite sono sempre belle da vedere e molto, molto valide. E poi questo terzo tempo fatto con questi ragazzi, veramente una gioia in campo tra di loro, e vederli giocare è stato bellissimo. Per la partita sicuramente non è andata come volevamo, ma però